Cade in casa e le diagnosticano la frattura di un braccio, ma nonostante i dolori e i ripetuti accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Arzignano, una donna di 88 anni di Montecchio Maggiore, Caterina Marisotto, è morta l'8 novembre in scorso in ospedale a Vicenza. E così la Procura Berica, dopo la denuncia dei familiari della vittima che si sono affidati allo studio 3A, ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario e ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, spirata dopo 8 giorni di sofferenze. L'anziana, hanno riferito i parenti, a dispetto dei suoi anni e di qualche patologia inevitabile legata all'età, godeva ancora di buona salute ed era del tutto autosufficiente. La situazione però era precipitata e un intervento chirurgico effettuato a Vicenza non è bastato. Sentivo che qualcosa non andava nella mia pancia, ha continuato a ripetere la nonna durante il ricovero a Vicenza nei pochi momenti di lucidità. Ma i 3 accessi al pronto soccorso di Arzignano e il ricovero a Vicenza, con un intervento chirurgico, non sono bastati a salvare Caterina. I familiari, che raccontano di aver chiesto ai medici esami più approfonditi, sospettando un'emorragia, hanno così presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha ora disposto accertamenti per chiarire con precisione le cause del decesso e acquisito le cartelle cliniche dell'anziana.